venendo da Padova per esempio, se fate attenzione su uno dei vari cartelli in alto, ma in piccolo, su uno c'è scritto tangenziale di Mestre con la direzione, altrove è sempre scritto Venezia. Ma se io sono uno di quei 4 milioni che deve arrivare a Mestre, possibile che non possa avere un'indicazione accanto a Venezia? E in autostrada, guardate, c'è lo spazio perché c'è Venezia, poi c'è tutto il cartellone verde, si potrebbe scrivere anche Venezia Mestre. No, è scritto Venezia, Venezia Sud, Venezia Nord, eccetera. Queste cose qua mi fanno incazzare, perché anche come diceva Vittorio, Mestre è una città, ma una città per esistere deve essere presente come nome e come entità. Se un veneziano dice ciao Fiori, vado in terraferma e viene a Mestre, non va in terraferma, ma va a Mestre. Per cui se vuol dire vado a Mestre. In un dibattito pre-referendario un veneziano de Canareggio, per perorare la non esistenza di Mestre, perché è così sostanzialmente, disse, e per perorare il no alla separazione amministrativa, disse, ve lo dico in dialetto perché mi se so in via Poerio a Mestre e devo tornare a Canareggio, non dico Fiori vado a Venezia, dico vado a Canareggio perché a Venezia che so sa. E qua mi permetterei di discutere un attimo e dire ascolta, sarai anche nel territorio comunale di Venezia, ma insomma sei a Mestre. E sempre stando in argomento delle cose che mi fanno un po' girare, la città antica, Venezia, la città antica. Allora Venezia, abbiamo stabilito quest'anno, anche se poi non è la verità storica, che Venezia ha 1600 anni. Allora, se è così, la città antica non è Venezia, è Mestre, perché Mestre ha una presenza di abitanti nel territorio fin dall'era mesolitica.